La sai lui. Mi son fatto la prostata. Io mi sono fatta appunto perché quelle macchine straniere non è che... Maresciallo, le ossa mi fanno male. Quando sei fesso, non te le mangiare. Sapete cosa disse l'ultimo dei moicani? Oh, aspettatemi! La moglie al marito: caro, ma perché stai a tagliare la coda al cane? Perché stasera viene tua madre e quindi fa festa a nessuno. Ciao cara, come va il tuo matrimonio? Ah bene, mio marito è un angelo. Beata te, il mio è ancora vivo. C'è Cumenta che sta cercando la Cicetta ai Caraibi. A un certo punto la trova sulla spiaggia abbracciata a un tipo. Va lì e fa: uè Cicetti, ma cosa fai qua tutta nuda? Ma dai, no, sto prendendo il sole integrale. Capisco te che t'abbronzi, ma non ho mai visto un uomo di colore che s'abbronza. Due mafiosi, Peppino, guarda, il pesce palla. Ma che palla e palla muto deve stare. Pierino, cosa ci fa un cavallo in un fiume? Trotta! In caserma, il brigadiere al maresciallo. Maresciallo Capuzzo, stasera venite a casa mia, facciamo un'orgia. Ah sì, e quanti siamo? Se portate a vostra moglie, siamo 3. Un tizio si ritira a casa e vede uno con un paio di slip. Noi ci chiamiamo mutanne, nei mano. Ma scusi, ma lei con queste mutandine in mano, sa, mi sono cadute le mie mutandine dal mio balcone al suo balcone. Ah, mi scusi, perché? Perché? Per carità. E si ritira e vede sua moglie Concettina alle 7:30, coricata. Lo sai che ti dico? Mi corico pure io. Arrivata a mezzanotte, tombolate. Marito mio, ma perché? Perché noi balcone abbiamo. Abbiate pietà, eh? Sì. Allora, un carabiniere è in fila all'anagrafe e l'impiegato gli si rivolge e gli dice: nome? Carabiniere Lo Moscio. Professione? Carabiniere. Sesso? Enorme. Cioè, una cosa pietosa. Un romanaccio entra in un bar e fa al barista: oh, dove sta il cesso? Il cesso, dove sta? Dove sta il cesso? Signore, abbia pazienza, il cesso, dove sta? Senta signore, vada giù in fondo, ci sono 2 porte, una c'è scritto gentleman, lei non ci faccia caso, entri uguale. Allora, c'è una signora disperata che va dal pediatra. Dottore, il mio bambino di 4 mesi ha tutti i puntini rossi sulle gambine, sulle braccine, sulla tesi. Che cosa è successo, dottore? E signora, si calmi. Che cosa le avete dato? E dottore, un poco di vino. Il vino a un bambino di 4 mesi. Lei deve dare il latte. Sì, adesso il latte sopra le cozze. Allora, marito e moglie in cucina dopo cena. A un certo punto il marito si alza e la moglie diventa matta. No, Giobatta, non mi ricomincerai anche stasera come tutte le sere la solita storia. Che prendi il tavolino, la metti sul tavolo, prendi la poltrona, la metti sul tavolino, prendi la sedia, la metti sulla poltrona, prendi lo sgabello, la metti sulla sedia. Poi ti arrabbichi come uno scoiattolo che non sei neanche più un ragazzino. E quando sali che sei lì, che sei arrivato, ti siedi, apri il giornale, ti metti gli occhiali. Oh! Spilorcio, tu spilorcio! Non sarebbe ora che comprassi una lampadina un po' più potente? Il maresciallo Lo Pepe ha comprato gli occhiali a raggi X e li prova per strada. Vede una ragazza in minigonna, mette gli occhiali, nuda! Leva gli occhiali, vestita. Mette gli occhiali, nuda! Leva gli occhiali, vestita. Mette gli occhiali, nuda! Funziona, mannaggia, guarda. Mette gli occhiali, va a casa, torna la moglie a letto con il postino. Nudi! Leva gli occhiali! Nudi! Mette gli occhiali! Nudi! Leva gli occhiali! Nudi! Mette gli occhiali! Nudi! Si sono scassati l'occhiale! 2 vecchietti si incontrano. Amiche, come stai? E come sto? Come a vecchietto, così, 90 anni, sei dire avanti. Amiche, ma tu che te mangi al giorno? E che me magno? Una minestrina, un formaggino. Quando mi va bene, che mia moglie gli gira bene, una mela grattugiata. È lì che sbagli. Come sbaglio? Sì, perché tu te devi mangiare 2 chili di pane al giorno,
2 chili di pane al giorno. Sì, perché dopo un'indagine hanno scoperto che il farinaceo ti rintosta e te fa ritornare come il ragazzetto di 20 anni. Buono. Michele va davanti all'alimentare, il ragazzetto apre. Asor Michele, buongiorno, che gli diamo oggi? 2 chili di pane. Guardi che poi gli diventa duro. Tutti lo sapevate, Riscaldamento. A Bari c'è un doppiaggio di un cartone animato. Il regista. Allora, giovani, venite qua. Dovete dire questa frase. Ehi tu, maledetto topastro. Entri il primo. Ehi tu, maledetto topastro. No, grazie, è troppo impostata. Non va bene. Il prossimo, allora, giovane, deve dire la frase. Ehi tu, maledetto topastro. Va bene? Ehi tu, maledetto topastro. No. È un cartone animato, lei fa spaventare i bambini. No, mi dispiace. Vada, un altro. Allora, giovane, lei deve dire la stessa frase. Ehi tu, maledetto topastro, va bene? Ehi tu, maledetto topastro. Sì, questo mi piace, una bella voce da cartone animato. Allora, venga domani, sempre qui alle 10. No, domani non posso. Allora, il dottor Enzo torna a casa per pranzo e non trova la moglie. In cucina non c'è, in bagno non c'è. Apre la porta della camera, la moglie a letto con un uomo. Ma Adelaide, disgraziata, ma cosa fai? Ma mi tradisci? Ma non è possibile, ma lei chi è? Ma cosa fa? Ma si alzi, ma si rivesta. Questo uomo si alza, si riveste, si mette tutte le cose. Lui lo guarda, è un disgraziato, tutto sporco, lacero, un barbone. Ma lei, ma cosa ci fa in casa mia? Ma si rende conto? Ma cosa fa? Ma chi l'ha fatta entrare? Ma non è possibile. Momento, chi mi ha fatto entrare? Mi ha fatto entrare sua moglie. Io andavo in giro come tutti i giorni a chiedere la carità, ho bussato alla porta e sua moglie mi ha aperto. E io gli ho detto, scusi signora, non avrebbe qualche cosa da darmi che suo marito non adopera più? Metropolitana di Roma, una signora con 6 bambini, suoi figli, tutti di tenera età, va a prendere la metropolitana. Siccome la metropolitana sbomballa, si dice a Roma, ti sbatte di qua e di là, allora era preoccupata questa donna. Entra in metropolitana, si apre gli sportelli, lei entra con questi bambini e comincia, Martina, mettiti qui, seduta, perché aveva paura che gli cadevano. Tu, Chiara, mettiti qui. Sara qui, Mario tu qui, Arturo mettiti qui e gli rimane in piedi Spartaco. Allora si guarda in giro e non c'erano più posti, però c'era un romano seduto su un sedile, stava così. Allora va là e gli fa, dice, signore scusi, se lei stringe le gambe, il mio Spartaco lo mettiamo qui vicino. Dice, signore, se aveva strette lei le gambe, qui c'era posto per tutti. Allora, 2 fidanzati gay, uno si chiama Biagio, l'altro si chiama Bruno. Bruno parte per andare a fare un viaggio lunghissimo e Biagio gli chiede un regalo come prova d'amore. Bruno, dopo 3 mesi che si è divertito da pazzi, ritorna, ma si è ricordato all'ultimo giorno di portargli il regalo e allora si è fatto tatuare una B su una chiappa destra e una B sulla chiappa sinistra. Torna, Biagio, amore ti prego fammi vedere il regalo, ti prego. E Bruno, dai aspetta quando andiamo a casa te lo faccio vedere. Amore ti prego, dai ti prego fammi vedere questo regalo. Dai, quando arriviamo a casa. Arrivano a casa, Bruno si toglie via i pantaloni, si china. Biagio, ma chi è questo Bob? Signore che lavora sempre e trascura sua moglie ritornando sempre tardi a casa. Ehi, domani è il mio compleanno, non ti permette di rimanere a casa, che io devo venire con te al ristorante. Sì, va bene. Il giorno dopo lui lavora fino a tardi, le 11, il compleanno di Teresa, devo comprare qualche cosa. Si mette in macchina e cerca un negozio aperto. Lo trova, entra e ci sono degli animali. Senta, il compleanno di mia moglie, ci avrebbe qualche cosa? Sì, c'è una rana dalla bocca larga, una razza speciale dell'Africa che è molto particolare e costa solo 400.000 lire. E va bene, me la dia un compleanno. Senta, un pacco regalo, grazie. Si mette in macchina, il pacco accanto e inizia ad andare verso casa. Il pacco a un certo punto inizia a muoversi. La rana si sta muovendo. La rana
esce dal pacco, puh, sui pantaloni. Hai capito la rana? Hai capito la rana? Basta, oh, basta. È che bella questa rana dalla bocca larga. E che dopo un po' il pacco inizia a muoversi. Oh, la rana si sta muovendo, ma che sei? Ti piace? Basta, ho detto basta. La rimette nel pacco. Arriva a casa la moglie infuriata. Tu non mi ami più, da domani io voglio il divorzio. Senti cara, buon compleanno. Apre il pacco. Una rana, ma che razza di regalo? Senti bella, questa come impara a cucinare? Tu da qua te ne vai. Allora c'è una signora che va dall'oculista. Buongiorno dottore, buongiorno signora, prego una visita. Sì, ecco, mi faccio vedere subito. La signora si comincia a spogliare. No signora, guardi, io so un oculista, non so un medico generico, penso che qui ci sia un equivoco. E un attimo che mo te lo spiego, no? Se leva la giacca, se leva la gonnella. Signora, torna a ripetere, io sono un oculista, non sono un medico generico, io visito gli occhi. E un attimo che vai di fretta, mo te lo spiego il problema. Se leva sotto la mutandina, se leva il reggiseno e se sdraia sul lettino. Dottore, vieni a mettere qua. E il dottore... Ah signor, io sono oculista ma sto pure in uomo. Non mi provochi, la carne è debole. Tu sto di, vieni, no, vieni a mettere qua. E il dottore si avvicina. La signora Opia se lo butta addosso e cominciano a fare l'amore. La signora, dottor. Ecco, io a sto punto non ci vedo più niente. Due vecchietti si incontrano. Amiche, come stai? E come sto? Come a vecchietto, così, 90 anni, sei di avanti. Amiche, ma tu che te mangi al giorno? E che me mangio? Una minestrina, un formaggino. Quando mi va bene, che mi moglie gli gira bene, una mela grattugiata. È lì che sbagli. Come sbaglio? Sì, perché tu te devi mangiare 2 chili di pane al giorno. 2 chili di pane al giorno? Sì, perché dopo un'indagine hanno scoperto che il farinaceo ti rintosta e te fa ritornare come il ragazzetto di 20 anni. Buono. Michele va davanti all'alimentare, il ragazzetto apre. Asor Michele, buongiorno, che gli diamo oggi? 2 chili di pane. Guardi che poi gli diventa duro. Tutti lo sapevate, eh? Come si chiama il più grande portiere del calcio giapponese? Forza. Tu tiri io paro? Esatto, lo tiro io paro. Uno, tieni uno perché... Questo è facile. Il più abile scultore italiano. Oscar Pello. Sì, Oscar Pello, brava. Uno pari. Finalmente ce n'è una bella e pure intelligente, perché tutte le altre erano delle belle stupidate. Il faraone egiziano morto in incidente stradale? Sotto un camion. Sì. Brava, 2-1. Qui ci vorrebbero i 3-3 che direbbero questo mi pare una stronzata, però devo dirlo sempre. Perché gli indiani sono rossi? Perché stanno in riserva? 2 pari. Come finiamo? Alle stelle con la TV intelligente proprio. Che cos'è il cognac? Il maric della Sorec. Tra amiche, Enza, ho licenziato la cuoca, era strana. E perché? Perché quando tagliava le cipolle rideva. Ciao bella gioia, navighiamo in internet. Madonna, ho trovato anch'io finalmente l'uomo con la barca. Una ragazza che fa la segretaria incontra un'amica. Oh, ciao cara, come va col tuo capo? Ah, bene, ti ricordi che mi aveva promesso il visone se facevo la gentile con lui? Ah sì, e l'hai fatta, te l'ha regalato. Certo, solo che adesso tutte le mattine devo pulirgli la gabbietta. Ah papà, che mi porti a Ozzo? Ah, ti ho detto che se te vogliono vedere vengano a casa. Mamma, c'è il postino morto nel giardino! Ah, ecco che ha mangiato la torta! Volante 2 a volante 3, tornate indietro perché vi siete dimenticate la macchina!
Cara, mi hanno fatto membro di una giunta. E nemmeno io ti facevo una giunta al membro. Brigadiere, dice che i carabinieri sono fissi e perché i ferrovieri no? A ogni stazione si salutano e poi salgono sullo stesso treno. Boh! Allora ci stanno una coppia di spose prima notte di nozze. Riconoscibilissime le due coppie. La prima coppia de Roma, Fraciconi, Burini, tutti rattoppati zona La Dispoli underground. La seconda coppia zona benestante, tutti acchittati. Si incontrano fuori dalla stanza dell'albergo le rispettive signore. Riconoscibili anche qui tra di loro perché la signora Burina aveva un asciugamano pieno di toppichi, i sandaloni infradito, camminava tutta così. Invece la signora benestante era avvolta da un asciugamano tutta cotonata, con i ciabattini che la piumetta, pare un cocker. La signora Burina si gira alla signora benestante e gli fa: senta un po', signor, come sta la notte de nozze? Estremamente bene. Ah, capito, mio marito è un uomo dalla grande fantasia sessuale. E a lei? Ma che ne so, io non ci sto a capire niente, non so come m'acchiappa mio marito, io non ci sto a capire niente. Senta signor, per curiosità, ma lei dopo la prima notte dei nozze andrà a visitare qualche paese? Ma certo, io andrò a visitare Parigi. Ah, vedi che fortuna la signora, oh. Mi torga una curiosità, ma come ha fatto a convincere suo marito a farsi portare a Parigi? Le spiego un trucchetto, tesoro. Durante il rapporto sessuale, al culmine dell'amplesso, io guardo mio marito e gli dico: caro, che ne pensi di Parigi? E lui: sì, tesoro, Parigi, Parigi. A Zoticona gli fa: ah, capita signora, grazie del consiglio. Ritorna a stanza tutta angrifata, apre la porta, trova il marito sul letto, gli si butta sopra e cominciano a fare l'amore. Al culmine dell'amplesso a Zoticona guarda il marito e gli fa: caro, che ne pensi di Rapallo? Rapallo? Rapallo, ma come Rapallo? Ti è sempre piaciuto così? Napoli, Piazza Dante, negozio di abbigliamento, 9:30 del mattino, si apre la porta. Entra un messicano con tanto di sombrero. Buenos dias, signor! Buongiorno. Sono Julio. E che me ne foto? Che bu? Quanto costa il cavozones? Che? Il cavozones? Il pantalone. Il pantalone costa 100.000 lire. E la camicia? La camicia. La camicia costa 30.000 lire. Troppo caro, signor, me ne va che. Se ne va. Il giorno dopo, 9:30 puntuali di mattina, si apre la porta. Buenos dias! Nada da chi? Sono Julio, saccio, sei venuto pure io. Che bu? Quanto costa il cavozones? Te l'ho detto pure ieri. 100.000 lire. E la camicia? Sempre come ieri, 30.000 lire. Troppo caro, signor. Me ne va che. Se ne va nada. Il giorno dopo, 9:30 puntuale. Buenos dias! Mannaggia, tu sei Julio? Sì, signor. E sei venuto pure ieri e l'altro ieri. Che bu? Quanto costa il cavozones? 1.000 lire. E la camicia? 700.000 lire. Signore, scusami, tu perché hai alzato la camicia e hai lasciato il cavozones? Per farti vedere quando me le hai scassate! C'è Nicola che incontra Giovanni. Oh Giovanni, io non sopporto più a mia moglie, no, non la posso vedere, ma neanche dipinta. Qualche giorno prendo qualche cosa, gli do una mazzata in testa e la uccido. Bravo! E così te ne vai in galera. Tu devi prendere la tua moglie, devi andare nella stanza da letto per 10 volte al giorno, dai, per una settimana, vedi che alla fine del mese tua moglie muore. Veramente? L'ho letto sul giornale, mo non lo so se funziona, però tu puoi provare. Dopo 3 settimane Giovanni non si vede in giro. L'amico preoccupato va a casa sua, suona il campanello e la moglie apre la porta. Ciao Giovanni, felicità, un bicchiere di vino e mezzo panino. Senti Pasquina, e tuo marito dove sta? Sta in camera da letto, è un poco stanco. È un bicchiere di vino e mezzo panino. Entra e trova Nicola in uno stato pietoso. Bianco, l'occhiaio, con un filo di voce. Giovanni, oh, ma come ti sei ridotto? Hai sentito mia moglie? È un bicchiere di vino e mezzo panino, la felicità. Canda, quella non lo sa che fra una settimana deve morire. La Cenerentola sta dentro a casa e sta a pulire. Chi li mi sa fatali,
Mi piacerebbe andare a ballo. Mi hanno lasciato qui a pulire. A un certo punto, la fata. Che vuoi? Vuoi andare a ballo? Pure io, perché non ci posso andare? Guarda, io te mando al ballo. Fammi un accordo, io te mando al ballo. Ma ricordate, Cenere, ricordate che se tu a mezzanotte non stai a casa, da capo a piedi diventi una fetta d'anguria. Ma come? Non ci stanno i topolini, a zucca? Questa è un'altra storia. Se a mezzanotte non stai a casa diventi una fetta d'anguria. Vabbè, Cenerentola sta andando via. La fata, Cenere! Guarda che diventi una fetta d'anguria se a mezzanotte non stai a casa, ho capito. Arriva al ballo, che lì mi so fatali. Entra dentro la sala, il principe vedi a gnoccolona, ecco. Cominciano a ballare, Cenerentola. E il principe Cenere. A me mi è venuta fame. Già c'ha fame questo. Arrivano dentro la stanza e il principe si mette a letto. Si mette a letto sdraiato, a un certo punto si gira, vicino al tavolino c'è stava tutta frutta. Comincia con figo, comincia con uvetta, arancio, a un certo punto piana fetta d'anguria, se la mette davanti. Si gira a Cenerentola. Cenere, a che ora devi tornare a casa? Ai 2, ai 3, ai 4. Il capitano La Chiatta sta per prendere possesso della sua nuova nave. Va a bordo, va dal tenente. Tenente, buongiorno. Buongiorno, capitano. Partiamo. Cosa trasportiamo? Carbone. Carbone. Quanti siamo a bordo? 200. 200. Quanto tempo stiamo a mare? Stiamo 8 mesi. 8 mesi, senza toccare a porto. Senza toccare a porto. E ditemi una cosa, a bordo ci sta qualche femmina? A bordo ci sta qualche femmina? Qualche femmina c'è? No, tutti maschi. 8 mesi in mare, tutti maschi. E come si fa per, insomma, capitano, ci sarebbe il cuoco cinese. Ma che si scemi, vado col cuoco cinese. Io sono il capitano della nave, vado col cuoco cinese, ci parla di dignità. Passano 3 mesi di navigazione, il capitano ci ripensa, va dal tenente. Tenente, dite capitano, il cuoco cinese sembra... Il cuoco cinese sembra... Sempre, capitano, pronto, pulito e profumato. Guardate, Tenente, io vado col cuoco cinese, passo la notte con il cuoco cinese, ma questo fatto qua, mi raccomando, non lo deve sapere nessuno. Ah no, 7 persone lo dobbiamo sapere per forza. 7 persone. E perché? Io, voi, il cuoco cinese e 4 persone che lo tengono fermo, ce le volete mettere? C'è un'anziana contessa di Bari che si vuole rifare il seno e ha avuto l'indirizzo di una clinica famosa in Svizzera. Va e trova questo dottore. Senta, dottore, io sono una contessa di Bari, ormai avanzata nell'età, però mi vorrei fare il seno, sai, come quel delle modelle. È possibile? Certo, 80 milioni. 80 milioni costa. No, c'è qualcosa di meno. Senta, in Italia a Salso Maggiore costano di meno e fanno lo stesso servizio. Difatti la contessa va in Italia a Salso Maggiore. Senta, io sono venuta, sai, vorrei farmi uno di quei bei sudi, sai, belli. Quanto costa? 5 milioni. Posso spendere 5 milioni. Solo, signora, le devo avvertire una cosa, che ogni tanto si sgonfiano, però c'è un movimento delle braccia che si rigonfiano e rinvigorisce. Ritorna a Bari dopo l'operazione questa contessa e incontra il suo ex marito ad un ricevimento. Ui, Michele, ti piace? Lina, ma come ti sei fatta bella! Non sembra proprio che hai tanti anni. Ti piace? E decidono di andare a fare l'amore. Lui va nel bagno e lei inizia a spogliarsi. Mentre si sta spogliando... si stanno sgonfiando. Aspetta, così. Esce dal bagno Michele. Oh, Lina, pure tu sei stata a Salso Maggiore. C'è una sposina che porta suo marito dal sessuologo. Senta, dottore, mi deve aiutare. C'è un mio marito che non dando è pratico di sesso, lei mi capisce. Siamo sposati da 2 mesi e lui non va niente. Che sono pur sempre una donna, piacente, ho le mie voglie, le mie soddisfazioni. Sì, signora, adesso gli faccio degli esempi. Allora, signor Vitino, facciamo degli esempi per capire come si fanno certe cose, L'ape si posa sul fiore, sì, l'ape, non ha capito, ha visto che non ha capito, è stato un colpo di fulmine, ma non pensavo che questo proprio. Allora sì, signora, facciamo un altro esempio, signor Vito, La mucca con il toro, la mucca, sì,
la mucca, la mucca. No, non ha capito. Allora, signor Vito, adesso veda tutto quello che succede con sua moglie, Signora, dobbiamo fare una cosa, sul lettino, Lei stia attento, signor Vito. Si spogliano, si mettono sul lettino. Alla fine finiscono, E allora, signor Vito, ha visto? Ha capito? Dubbi, domande? Sì, ho capito. Però una domanda, ogni quanti giorni ve la devo portare? Un contadino sta caricando un sacco di patate nella sua ape, noi la chiamiamo la lapa. Primo sacco di patate nella lapa, secondo sacco di patate nella lapa, terzo sacco di patate. Le patate mi hanno fregato, si gira, la lapa mi hanno fregato, ora vado ai carabinieri, denuncio la qualsiasi. Fa 100 metri, mano in alto, una rapina, ma come una rapina? Mi hanno fregato le patate, la lapa, non me ne frega niente, è una rapina, dammi il portafoglio, piglia il portafoglio, glielo do. Fa altri 100 metri, mano in alto, una rapina, ma allora è giornata, guardi, non ho niente. Mi piacciono i suoi vestiti, lo spoglia nudo e lo lega a un palo nudo. Aiuto! Fa il contadino, aiuto! E arriva da lontano un signore ben vestito, distinto bene. Che le è successo? Aiuto! Si fa di dietro, cosa le è successo, figliolo? Mi hanno rubato le patate, la lapa. Sfortunatello oggi, sfortunatello oggi,